Buonasera, iniziamo il 14° TAIUS, aperitivi con il giurista. Come sapete è un'iniziativa del Dipartimento di Scienze Giuridiche che è inquadrata nelle azioni che vengono finanziate con i fondi del piano strategico per la didattica, perciò dobbiamo ringraziare il Dipartimento di Scienze Giuridiche e l'Ateneo che ovviamente ci sostengono anche economicamente. Questa sera adottiamo la formula dell'ultima volta, ovvero sia iniziamo con i vari saluti, la presentazione dell'ospite, poi trattiamo un tema specifico, dopodiché faremo l'azio interrogatoria, il gioco finale e poi faremo l'aperitivo alla fine. Avviso tutti solo perché non abbiamo l'interruzione a metà come facciamo di solito, ma lo otteniamo alla fine perché speriamo che il tempo regga e quindi confidiamo nel fatto di poterci accomodare fuori all'aria aperta. Speriamo che sia effettivamente così. Iniziamo subito con i saluti della Casa della Contadinanza. Giulia. Eccoci qua, buonasera, benvenuti alla Casa della Contadinanza e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie mille Giulia. Adesso chiamiamo invece il rappresentante, anzi la rappresentante dell'ELSA, Cristina Cecconi, che è anche vicepresidente del Consiglio Direttivo, però prima vi chiedo di fare un applauso caloroso. Purtroppo questa sera non siamo in molti perché ci sono gli appelli in corso, quindi gli studenti stanno studiando, che è una cosa positiva, però ai presenti chiederei veramente un applauso molto forte per Cristina che rappresenta l'ELSA, che ha organizzato da poco il Fake News Festival, che è stato un successone, per cui meritano veramente un applauso di incoraggiamento perché speriamo che lo rifacciano il prossimo anno. Ok Cristina, venga qua. Buonasera a tutti, io ringrazio la professoressa e voglio ringraziare oggi anche l'Università degli Studi di Udine e il Dipartimento di Scienze Giuridiche. Naturalmente il ringraziamento va a tutto il gruppo ELSA, a tutto il direttivo, perché è stato proprio un lavoro di squadra. E quindi inizio proprio ricordando che abbiamo fatto dal 3 al 6 maggio il primo festival sulle fake news interamente dedicato a questo tema, declinato in ogni sua sfaccettatura, dall'ambiente alla politica, all'immigrazione, filo rouge il diritto e la tutela appunto del diritto su queste problematiche. ELSA chiaramente continua le proprie attività, essendo un'associazione, la più grande associazione di studenti di giurisprudenza e neolaureati a livello internazionale. A Udine siamo da poco, solo dal 2014, e mi permetto solo di ricordare brevemente un'attività a livello internazionale per gli studenti, per i miei compagni di studi. Entro il 28 maggio è ancora possibile inviare le proprie application per partecipare alle Summer Law School. Ci sono a disposizione più di 24 paesi, 50 città, i topic sono moltissimi, dall'environmental law al cyber law, al industrial property, maritime law, e è richiesto un livello di inglese discreto, non molto alto, e c'è la possibilità di fare moltissime attività come workshop, simulazioni processuali e quant'altro. Per qualsiasi informazione comunque potete chiedere anche a noi. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Allora, come sapete io faccio ringraziamenti all'inizio in modo che li sentano tutti. Devo ringraziare ovviamente la dottoressa Marta Procuda che aiuta nell'organizzazione, fa un pochino tutto lei, e questa sera devo anche ringraziare la dottoressa Giulia De Luca, che è una dottoranda di ricerca del nostro dipartimento, che l'ha aiutata proprio nell'organizzazione. È anche bello vedere come questi giovani legano tra di loro, nascono amicizie. Io tra l'altro ho un'amicizia di dottorato che mi lega particolarmente al professor Longo, per cui sono molto contenta di vedere che lavorate bene insieme. Francesco Bilotta, volevi fare un spot per il convegno del 25? Ok, così poi iniziamo. Grazie. Approfitto biecamente. Buonasera a tutte e a tutti, soltanto per ricordare che il 25 abbiamo organizzato un convegno sui profili assistenziali, previdenziali e tributari della legge numero 76 del 2016. È un convegno che abbiamo organizzato in collaborazione col CPO dell'Ordine dei Commercialisti di Udine e con l'Associazione Avvocatura per i diritti LGBT. È un convegno che ha avuto molti riconoscimenti dalla Commissione Pari Opportunità Uomo-Donna della Regione, dal Garante regionale per i diritti della persona, e quindi insomma è credo una riflessione che coinvolgerà interdisciplinarmente moltissimi colleghi e colleghe, che noi offriamo alla città
e ai professionisti, avvocati, notai, commercialisti e consulenti del lavoro. Quindi speriamo che insomma ci siano molte persone. In ogni caso registreremo anche questo incontro, per cui poi sarà fruibile anche attraverso i canali, i media, i social media del nostro Dipartimento. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie Francesco. A questo punto chiamo la professoressa Laura Montanari per un altro spot. Avete capito che al Dipartimento di Scienze Giuridiche non ci si annoia mai. Abbiamo un altro evento da presentare. Intanto ne approfitto, visto che Francesco ha ricordato i social media, che anche i TAIUS possono essere visti e rivisti su YouTube, e a questo proposito ringrazio Yes Comunica, in modo particolare Sveva Gregori e Stefano Mattiussi, che ci aiutano sempre nelle riprese. Prego Laura. Aggiungiamo un'altra iniziativa che si inserisce nel discorso anche dell'internazionalizzazione. Ci sarà un seminario domani sul Referé Liberté, che è un istituto francese di tutela dei diritti dinanzi al giudice amministrativo, con una collega dell'Università di Aix-en-Provence che è qui questa settimana, che forse arriverà, in francese, quindi sarà un modo per chi poi magari ha deciso di andare in Erasmus in Francia per fare un po' di esercizio. Quindi alle 11 in Dipartimento domani. Grazie mille. Allora possiamo, direi, venire. C'è anche il professor Cohen, chiedo scusa, giusto Leopoldo, stavo dimenticando. Tra l'altro voglio dire che Leopoldo Cohen è stato anche uno dei protagonisti del Fake News Festival, con un incontro bellissimo, per cui scusa. Grazie a quelli che hanno organizzato Fake News Festival, perché è stata veramente una bella occasione per discutere tante cose interessanti. Volevo fare anch'io uno spottone su una cosa che il Dipartimento organizza insieme all'Università di Trieste, questa volta a Trieste, venerdì mattina, sulla sanità transfrontaliera, cioè un'ipotesi di collaborazione Italia, Friuli Venezia Giulia in particolare, e Slovenia per integrare i servizi sanitari nell'ambito del GECT, del gruppo europeo di cooperazione territoriale. Questo incontro si inserisce nell'annuale incontro che le giurisdizioni amministrative di Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia tengono annualmente. Grazie Silvia. Grazie mille. Grazie a te, scusa ancora. Allora, arriviamo a noi, diamo ufficialmente il benvenuto al professor Eric Longo con la maglietta del TAIUS che dovrà indossare. Ok. No, dopo, cioè quando vuoi, se vuoi, obbligatorio. Il professor Eric Longo, come già sapete, è professore associato di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Macerata. Hai anche un dottorato di ricerca in diritto costituzionale, sei stato premiato nel 2008 con il premio Sergio Panunzio come uno dei migliori giovani giuristi costituzionalisti, vanti un'esperienza di studio e di ricerca negli Stati Uniti, ti occupi di diversi temi: protezione dei diritti nei sistemi federali e regionali, protezione dei diritti sociali in Italia e nell'Unione Europea, diritto dell'ambiente, diritto dell'immigrazione, fonti del diritto, ma anche in particolar modo di struttura e funzione del governo. Allora, questa sera con te abbiamo scelto un tema un pochino delicato, questo discorso sulla precarietà della legge nell'età dell'accelerazione, prendendo spunto da un libro che di recente hai pubblicato, che richiama ovviamente nel titolo il tema di oggi, che è la legge precaria, le trasformazioni della funzione legislativa nell'età dell'accelerazione. Libro veramente molto bello, devo dire, da leggere. Però prima di iniziare con il tema, insomma, di oggi, la prima domanda che ti facciamo è la domanda classica che si fa in apertura del TAIUS ai nostri ospiti, ovvero sia: come mai hai scelto di iscriverti alla facoltà di giurisprudenza? Microfono vicino. Ok, io vi ringrazio per essere qui e ringrazio soprattutto la professoressa Bolognini e puoi dire Silvia, non c'è problema. Perfetto, allora rompiamo, diciamo, la cosa. Vi ringrazio, diciamo, mi sento anche un po' emozionato perché è un po' una condizione diversa. Io dicevo anche prima a Silvia come mai questo TAIUS, e mi sembra anche una cosa felice proprio per mettere insieme sia docenti e studenti. Vedo qui effettivamente la cosa funziona. Allora, come mai ho deciso di iscrivermi a giurisprudenza? Io non voglio deludere nessuno, e mi sono iscritto a giurisprudenza per 3 ragioni che ho cercato anche nella mia vita anche di condensare. Allora, la prima è quella solita, e cioè che mi sono iscritto a giurisprudenza perché non ho voluto fare altro. Cioè, evidentemente quando mi sono iscritto a giurisprudenza
Ecco, ho scartato, ero bravo nelle materie scientifiche, però ho fatto il liceo classico, allora diciamo, va da sé che, che giurisprudenza era uno sbocco abbastanza semplice, poi l'unica matematica che c'era era i numeri delle pagine, per cui da questo punto di vista, come dire, la difficoltà delle materie scientifiche, che pure mi piacevano, però diciamo un po', come dire, non le masticavo bene, poi avevo paura all'università che cosa sarebbe diventato, ho fatto giurisprudenza. La seconda ragione per cui mi sono iscritto a giurisprudenza è perché i miei genitori volevano un avvocato in famiglia, ma poi non ho fatto l'avvocato e non lo faccio attualmente l'avvocato. La terza ragione è perché diciamo anche una caratterizzazione storica, perché quando mi sono iscritto a giurisprudenza nel 1995, qui lo dico soprattutto per i ragazzi, purtroppo erano morti un po' di anni prima Falcone e Borsellino e c'era stata Mani Pulite, diciamo, qualcuno magari di voi forse avrà sentito qualche cosa rispetto, e diciamo la mia generazione, un po' forse anche le nostre generazioni, sono state un po' portate dall'onda di una serie di fenomeni, di fatti che sono accaduti nella realtà, che io ricordo nella mia classe del liceo ci hanno portato tutti quanti a fare giurisprudenza, se non ricordo, cioè, diciamo, al lume di Facebook, perché oramai diciamo, i vecchi compagni di scuola sono praticamente amici di Facebook. Penso che il 60% di quelli che hanno studiato al liceo con me sono ora avvocati, per cui diciamo che sono stato un po' portato sono stato trascinato, quindi diciamo questo un po' come dire per Scusa, mi toglie una curiosità, perché nella tua famiglia volevano un avvocato? Allora, perché i miei genitori sono architetti. Ok. Allora, io quando ho fatto il penultimo anno delle superiori sono andato, diciamo, pur facendo liceo classico e quindi non avendo messo, diciamo, non avendo usato una matita o un grafos da quando ci giocavo da bambino, sono andato lì a vedere se potevo fare questa professione. Mi hanno dato da fare ancora ricordo, un porticato, cioè mia madre mi disse vabbè, ok, inizia a disegnare un porticato. Io diciamo lì iniziai a disegnare questo porticato, poi arrivò il cliente del porticato, allora io lasciai il disegno, allora ancora si disegnava con la matita, e mi iniziai a parlare col cliente. Allora mia mamma disse, diciamo, guardandomi, disse guarda, tu sei più bravo nel rapporto con i clienti che nel disegno, quindi diciamo sicuramente questo lo devi scartare. Allora da lì mi hanno detto guarda, devi fare l'avvocato perché c'hai una capacità più che altro di relazione con le persone. Per fare l'architetto un po' dovresti essere introverso, e va da sé che un po' m'hanno... Senti, ma ti sei mai pentito di questa scelta o la rifaresti? Faresti una scelta diversa? Allora, anche qui una risposta composita. Quando facevo l'università mi sono pentito tantissime volte, cioè ogni volta che facevo un esame mi pentivo. Cioè così proprio lo dico proprio in modo molto esplicito, cioè, io mi sono pentito milioni di volte, vedevo quelli che facevano economia, miei amici che facevano economia e mi piaceva economia, vedevo quelli che facevano scienze politiche, che studiavano anche tante cose simpatiche, la politologia, tutte cose mi affascinavano, e quindi io mi pentivo sempre. Chiaramente medicina non mi ha mai sfiorato, però diciamo mi sono pentito, e poi è successa una cosa, che durante l'università un po' il clima, non so com'è ora dalla parte dello studente essere studente universitario, però c'era un clima di competizione, anche un clima darwinistico, perché io sempre rifacendomi a quello che ho detto prima, quando mi sono iscritto mi ricordo, ho fatto l'università a Perugia, non entravamo in un'aula da 350, eravamo 350 in ogni aula per 3 canali AF, eravamo più o meno 1000 persone. Già mi ricordo il secondo anno eravamo 400, quindi effettivamente c'era un grosso turnover degli studenti, e mi ricordo che effettivamente c'era una grossa competizione, poi anche con i miei amici, una grossa competizione che mi dava fastidio, e quello era l'elemento forse che strideva di più. Poi quando ho capito una passione che avevo, che il diritto c'entrava con quella passione che avevo, cioè la politica, allora lì, come dire, il matrimonio tra i due elementi mi ha fatto piacere giurisprudenza, e quindi ho capito che giurisprudenza, cioè quando ho capito che c'entravo con qualcosa reale, mi è piaciuto fare giurisprudenza, anche più di scienze politiche, oggettivamente. Ma consiglieresti a un giovane di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza o no? Beh, certamente, diciamo Puoi dire di no, sicuramente, perché
una parte del mio stipendio passa dal fatto che ci siano le facoltà di giurisprudenza, quindi si giustifica il mio stipendio. Un calcolo economico. Un po' come, sì, un po' un calcolo economico, e poi anche perché penso che sia un tipo di formazione che, al netto di tutte quante i possibili miglioramenti di cui potremmo stare a parlare da qui a non so quando, certamente giurisprudenza ti forma tantissimo. Lo dico perché con i miei ripensamenti ogni tanto pensavo: ma no, lascio giurisprudenza, vado a fare scienze politiche. Invece no, una cosa che proprio non avrei digerito. Ma scusami, togli una curiosità a proposito della competizione di prima. Tu sei competitivo o no? Allora, di carattere no, sono uno abbastanza scialla, cioè per me comunque io non mi piacerebbe la competizione o comunque ambienti troppo competitivi, e qui vado sull'America, cioè in America tu competi anche su come chiudi la porta, diciamo, cioè l'America, gli studenti anche all'università si vede, cioè il clima di competizione si respira. Quindi quel tipo di competizione lì un po' mi fa paura, e mi faceva paura anche la competizione all'università. Tu hai preso 30, io ho preso 28, quello ha preso 27, quello è bravo, quello è una macchinetta a spiegare, quello è bravissimo, quello studia anche quando sta al bagno e tu, diciamo, studia la notte, studia nell'armadio. Diciamo, quelle situazioni lì un po' mi davano fastidio, però poi un po' uno nella vita deve essere competitivo. Un po' sì. Un po' sì. Sì, infatti poi bisogna competere per tante ragioni, e fa anche bene a volte. Allora, veniamo a noi, a questa legge precaria. Allora, innanzitutto ti chiederei la cortesia di illustrarci che cosa si intende per legge precaria. Abbiamo fatto tra l'altro con Marta un esperimento nei giorni scorsi, abbiamo chiesto un po' ai nostri studenti che cosa pensavano che fosse la legge precaria, ne abbiamo sentito un po' di tutti i colori, quindi se lo chiariamo forse vogliamo iniziare meglio. Allora, cos'è la legge precaria? Ovviamente è una sorta di neologismo, o comunque di una cosa che mi sono inventato mentre studiavo le cose di cui poi vi racconterò, e chiaramente vuole guardare a un ossimoro, cioè è una sorta di ossimoro questo tema della legge precaria, cioè l'idea è che oggi le leggi, la legislazione sono diventate così instabili che, come il lavoro, sono diventate, diciamo, precarie. Evidentemente il tema del precario si addice alla parola lavoro precario. Io ho utilizzato questo termine precario prendendolo un po' dall'idea della precarizzazione, no? Qualcosa che è instabile, che non è solido, che non è diciamo così stabile come in precedenza. Cioè, quindi c'è dietro l'idea illuministica della generalità e astrattezza, che penso, diciamo, uno quando si approccia al diritto privato, diciamo, al Trabucchi, è la prima cosa la prima nota, diciamo, sulla generalità e astrattezza, che tu dici: che vuol dire questa cosa? Ecco, quell'idea della legge come generale astratta ho cercato di dimostrare in questo volume che è molto diversa rispetto all'idea che anche noi studiamo dal primo anno di giurisprudenza e con la quale ci approcciamo. L'idea che la legge deve essere eterna, no? L'idea, diciamo, della loi come un corpo eterno e in un certo senso anche immutabile, perché consacra una serie di interessi che un'assemblea nazionale, ovvero un Parlamento, cioè rappresentanti del popolo, si mettono lì e decidono. Questa cosa che deve durare oggi invece è fatta per essere consumata, cioè l'idea che la legge, anziché durare, è come se fosse un prodotto che deve essere consumato. Allora le leggi si consumano e quindi diventano instabili, si precarizzano, vuol dire che sono sempre più legate a un contesto, ovvero a un aspetto quasi, direi, effimero, ok? Quindi quello che nella nostra vita dovrebbe essere l'elemento più stabile, in realtà è diventato l'elemento, in un certo senso, più attaccato alla contingenza, ok? Ma quali sono le cause della precarizzazione della legge? Allora, le cause della precarizzazione evidentemente sono molte. Allora, io se dovessi dare una risposta sintetica e omnicomprensiva, e mi scuserete, diciamo, soprattutto i colleghi per quello che dirò, la troverei fuori dal diritto. Diciamo così, le ragioni della precarizzazione non sono nel diritto, cioè evidentemente, diciamo, non ci dobbiamo cantare la storia. La precarizzazione non deriva
dai cattivi politici, anzitutto, perché poi ci mettono anche dei loro cattivi politici. La precarizzazione, secondo me, ho cercato di dirlo, ma è, come sentirete, abbastanza complessa come cosa, forse ci voleva un cervello più grosso del mio, comunque qualcuno che ci ragionasse, anche se qualcuno un po' l'ha fatto. Per me viene dalla relatività di Einstein e dal principio di indeterminazione di Heisenberg. Ecco, la sparo lì, così. E non abbiamo ancora bevuto. E non abbiamo ancora bevuto. Perché? Ecco, lo cerco di spiegarlo. Perché? Perché il problema dell'idea della precarizzazione, cioè di una legge che deve essere consumata, fa il paio con la caduta dell'idea di una fisica newtoniana. Scusate, poi divento un po' più potabile ai giuristi, anche a me stesso in un certo senso. La fisica newtoniana, cioè la fisica praticamente causa-effetto, a un certo punto si relativizza all'inizio del Novecento e c'è una nuova epistemologia. Questa nuova epistemologia che cosa porta? Porta a un'idea diversa del tempo, a un'idea del lavoro diversa e anche a un'idea proprio, della rappresentanza, della democrazia, in un certo senso. Quando cambia all'inizio del Novecento questa idea di democrazia, succedono due fatti grossi. Uno è la Prima Guerra Mondiale, e la Prima Guerra Mondiale fa cascare l'impero. Qui chiaramente siamo anche in un posto dove l'impero c'era, dove c'era uno degli imperi che è caduti. Quando cadono gli imperi e cade quell'idea anche del diritto e dello Stato, Il mondo di ieri, non so se qualcuno l'ha mai letto, Il mondo di ieri. Sì, io l'ho letto perché me l'ha consegnato il professor Mazzanti, che è il suo libro preferito. È l'esempio, secondo me, proprio di quell'idea della borghesia austriaca, no? Di un mondo costruito sulla base di un soggetto che in un certo senso, va a scuola in una certa scuola, diventa grande in un certo modo, diventa imprenditore, il borghese. In un certo senso. Quel mondo lì, con la Prima Guerra Mondiale, finisce. Quando finisce quel mondo lì e in un certo senso arrivano i nuovi barbari, cioè arriva ora uso un termine forse esagerato, il proletariato, quando si iniziano a modificare, la seconda modifica delle leggi sul lavoro, ecco, in quel momento l'idea della legge generale astratta, che era un'idea borghese illuministica, viene meno totalmente, e i parlamenti devono fare i conti con un aumento della rappresentanza, con un diverso modo di guardare alla democrazia. Però, lo ripeto, questo è il portato di una certa idea, anche culturale, di come si concepisce epistemologicamente proprio il rapporto tra l'uomo e le istituzioni, per esempio. Quindi è un'idea diversa della democrazia, un'idea diversa della vita privata, che c'è una commistione tra vita privata e vita pubblica, no? Quello che noi vediamo tutt'oggi, in un certo senso. Certo. Senti, nel tuo libro però... Ho esagerato, dimmelo, se... No, tranquillo. Nel tuo libro tu sostieni che però la precarizzazione sia il frutto di un'evoluzione, forse a questo punto un'involuzione, che hanno subito le legislature repubblicane. Vorresti provare a spiegarci in maniera sintetica questa tua convinzione, che cosa è consistita questa evoluzione / involuzione, e se sia stata proprio un'evoluzione consapevole? Sì, allora lo dico perché chiaramente io tutto questo... tutte queste letture che ho fatto, anche sul Novecento giuridico, no? Tutte queste letture su quello che è successo, le ho evidentemente interiorizzate dal mio punto di vista. Il mio punto di vista è il punto di vista di uno che studia il diritto costituzionale, che ha studiato per tanti anni tutti i diritti, tutta un po' anche le cose un po' mainstream nel diritto costituzionale dei primi del XXI secolo. Poi a un certo punto ho studiato un po' le fonti, e in particolare lo studio delle fonti sul piano costituzionale ed europeo. Allora, non sono partito dall'idea chiaramente della precarizzazione. La precarizzazione è un punto d'arrivo. Io ho ora sono 15 anni che schedo le leggi, cioè il mio compito in una rivista a Firenze dove ho lavorato per tanti anni era quello di mettermi lì e studiarmi i decreti legge, i decreti legislativi e le leggi, cioè schedare e fare un lavoro in un certo senso che non è che rende tantissimo sul piano intellettuale. Allora schedavo tutti questi decreti legislativi, decreti legge, e vedevo in termini anche di paragone tra come dovrebbe essere, tra il come dovrebbe essere e il cosa era la legislazione. Ho visto un po'
i discostamenti dalla Costituzione, dei decreti legge, dei decreti legislativi e delle leggi. Allora, dopo 15 anni che studiavo queste cose, a un certo punto ho detto, anzi dopo 10 anni che studiavo queste cose, forse io tutte queste idee che mi sono venute leggendo l'attualità le devo rinforzare, devo studiare e devo risalire anche indietro fino alla prima legislatura, andando a vedere come mai, è proprio una domanda scientifica, come mai oggi ci troviamo in questa condizione. E quindi da lì ho cercato un po' di ristudiarmi tutte quante le legislature dalla prima, dal gennaio del 48 in avanti, leggendomi tutte le leggi che erano state fatte, quindi non tutte, però capendo, chiaramente tutte è impossibile, sì, scusate. Leggendomi alcune delle leggi, i trend più importanti, le questioni che emergevano, fino ad arrivare ricollegandomi a cosa succede oggi e quindi capire un po' guardando retrospettivamente cosa era successo in questi 70 anni di Repubblica. E cosa è successo in questi 70 anni di Repubblica? Tu dividi 3 momenti, se non ho capito male: leggi, provvedimento, legislazione frammentata, fino ad arrivare poi alla legislazione precaria. Sì. Prego. Allora, quella è questa qui è un espediente narrativo. Lo dico subito, anche a beneficio degli studenti. Cioè, cos'è un espediente narrativo? Tu chiaramente studi tante cose, nel mio caso studi le legislature, quindi blocchi di 5 anni di attività dei parlamenti o meno, laddove sono durate meno, ti metti a studiare quelle cose e dici quali sono i trend, cosa è successo in questa legislatura, allora cerchi di capire come mai o come è stata influenzata la produzione legislativa rispetto a quello che è successo da un punto di vista politico, da un punto di vista sociale e poi da un punto di vista delle attività proprio del Parlamento. Quindi il primo aspetto è un espediente narrativo. Io ho cercato di dividere 70 anni, ovviamente non potevo raccontarli tutti quanti insieme, è un po' come si dividono i capitoli anche in Harry Potter, non so, chiaramente scusate, faccio magari anche non ho bevuto ancora ho cercato di dividerli in 3 blocchi. In realtà all'inizio poi quella che ho chiamato periodizzazione era diversa, poi ho fatto il primo periodo fino al 1972, cioè quando finiscono le legislature piene di 5 anni, poi dal 72 all'inizio fino al 1996, poi sono ritornati indietro al 1992, cioè a mani pulite, alla legislatura quella dell'euro, dell'EMU anche come si chiamava, e poi dal 92 fino ad oggi, cioè gli ultimi 25 anni, per spiegare un po' quello di cui mi ero occupato. Quindi il primo aspetto è questo qui. Dico soltanto una cosa, perché tu hai usato evidentemente, un po' anche perché io lo uso, questa sorta di elemento ambiguo, evoluzione involuzione. Perché questa è un'altra chiave di lettura. Io sono dell'idea che questa sia, quella che noi guardiamo sia un'evoluzione, però per ragioni di un po' anche perché mi ritengo giovane, ho 41 anni, quindi sei giovane, però giovanissimo. Per voi no, per voi sono vecchio, però magari per quello che faccio posso considerarmi fu giovane, un po' fu giovane. Allora, per quello, per mettersi un po' anche in punta di piedi su un certo argomento, ho cercato di dire, è una involuzione, come tanta dottrina, sempre detto, ok, però c'è anche di mezzo qualche cosa che si è trasformato, cioè la legge precaria non è soltanto un problema, non è soltanto una patologia, è anche un elemento fisiologico. Ecco. Senti, ma possiamo dire che questa precarizzazione della legge è un po' il frutto anche in parte di un malcostume politico? Oppure è un fenomeno culturale? Allora, questa è una domanda... Nemmeno io ho ancora bevuto, però questa è una domanda, difficile, perché forse anche per il momento che stiamo vivendo da un punto di vista per politico, quello che te la faccio. perché sì, è frutto anche di un malcostume, però
è molto semplice dare la colpa ai politici, secondo me, perché i politici evidentemente non sono, ora il ragazzo che stava dando i premi qua fuori, che è un consigliere comunale, presumo del comune di Udine, è un ragazzo, come dire, un ragazzo come noi, ecco, in un certo senso. Il politico non è un soggetto strano o qualcuno che sa soltanto fare quelle cose, o nemmeno la nostalgia del politico moro, o diciamo così. Ecco, i politici sicuramente ci mettono del loro, però ci mettiamo del nostro anche noi giuristi, quindi noi diamo gli strumenti, perché evidentemente il politico alla Camera non sa interpretare il regolamento parlamentare, di cosa è un maxi emendamento e una questione di fiducia gliela dice il consigliere parlamentare, cioè gliela dice un tecnico, e glielo dice, diciamo, qualcuno che gli fa capire come si usano certi strumenti, un po' come il discorso, perdonatemi il paragone esagerato, però un po' come chi fabbrica le armi e chi un po' in un certo senso poi le usa. Certo, possiamo dare la colpa a chi le usa, però è evidente che anche, diciamo, ci sono le armi nell'ordinamento per fare quello che i politici fanno, quindi il malcostume politico c'è, però il politico utilizza gli strumenti, ok? Due esempi, anzi un esempio molto veloce, non so se qualche studente ha visto la legge Cirinnà, la legge sulle, diciamo, che istituisce le unioni omosessuali, ecco, il contratto di convivenza. Quella legge è stata fatta con un articolo e 66, se non ricordo male, 64 commi. Ecco, quella è una legge scritta male. Il politico, la signora, l'ex onorevole Cirinnà, la senatrice forse Cirinnà, non è che lei sapeva come si faceva una legge con un articolo, che si poteva fare una legge con un articolo e 66 commi. Lì ci deve essere stato qualcuno che le ha detto: guarda, per essere più veloce fai così, metti la fiducia perché c'è poco tempo, abbiamo votato la riforma costituzionale, c'è poco tempo, questo è lo strumento più adeguato. Quindi non voglio dare la colpa alla politica, ma sicuramente c'è anche colpa di noi tecnici che diciamo come si può raggiungere il risultato in un certo senso aggirando la norma. Ok? E qui avrei un'altra domanda da farti, però. La precarizzazione può in alcuni casi, o sempre, non lo so, ora ce lo dirai tu, essere anticostituzionale? Allora sì, perché prima dicevo la precarizzazione è un fenomeno negativo per certi versi. Ho fatto l'esempio ora della legge approvata con un articolo e 66 commi, o addirittura la legge quella sulle città metropolitane con 150 commi, un articolo e 150 commi. Capite che quando uno la va a leggere è difficile intelligere, proprio capire quella legge. Allora sì, c'è un tratto di incostituzionalità, però attenzione, secondo me c'è anche un tratto nel quale si capisce una tensione, cioè si capisce la tensione tra l'esigenza, in questo caso di un politico che vuole far approvare una legge velocemente perché è parte del programma di governo e perché diciamo, è stato votato per fare quello, e in un certo senso delle procedure che, soprattutto nella nostra Costituzione, la seconda parte della Costituzione, qualcuno magari non sarà diciamo, convinto da quello che dirò, però cerco di dirlo. La nostra Costituzione è scritta con un'idea antica, cioè con la prevalenza soprattutto della legge, di un procedimento che non ha una durata. Cioè la legge si può fare, non so se penso molti di voi avranno studiato diritto costituzionale, non c'è scritto da nessuna parte che il procedimento è legislativo, salvo che per alcune leggi deve finire in un certo tempo. Allora, per fare una legge ci possono volere anche 2 anni, 3 anni. Diciamo, una legge può stare in gestazione in Parlamento per tanto tempo. Allora c'è bisogno a un certo punto nell'agenda parlamentare, nell'agenda di governo anche, far arrivare una legge per un'esigenza politica. Il politico, secondo me, e soprattutto il governo, deve avere la possibilità di fare quella legge, perché c'è bisogno di farlo. Ora, e qui sicuramente qualcuno potrebbe criticarmi, però il Parlamento è nel Parlamento che siedono i rappresentanti, la legge deve essere fatta attraverso una gestazione meditata, certo, va benissimo tutto questo, però che poi ci vogliano 550 giorni, come è successo, diciamo, nella 17ª legislatura, è sicuramente troppo. Allora io dico, e qui forse in modo divulgativo, è evidente che poi la maggior parte delle leggi vengono camuffate in disegni di legge di conversione di un decreto legge, perché è evidente che se il decreto legge funziona,
viene approvato immediatamente, entra subito in vigore, in 50 giorni più o meno viene trasformato in legge, quello è lo strumento più semplice per far passare una legge. Ora, qui qualcuno potrebbe dire, beh, allora tu stai facendo il discorso, scusami se faccio la domanda a me stesso. Anche la mia parte. Sì, gioco i diversi. Qualcuno potrebbe dirmi il 4 dicembre del 2016, la data nella quale i cittadini italiani hanno bocciato la riforma costituzionale Renzi-Boschi. Certo, quella era una riforma scritta male, tra le esigenze che venivano portate c'era questa. Io penso che scorporando il Senato, scorporando quello che succedeva sulle regioni, l'elemento che forse poteva essere salvato di quella riforma aveva proprio a che fare con il procedimento legislativo e con la necessità di dare più poteri al governo, che ha la fiducia del Parlamento, quindi non è, come dire, non sono delle persone che vanno in giro a fare i loro proclami, al netto di quello che poi forse vedremo. Queste persone devono poter perseguire un obiettivo politico. Questo, diciamo, poi posso essere sconfessato e qualcuno potrebbe dirmi no, però c'è bisogno di meditare. Sì, però poi le leggi devono essere fatte, che c'è bisogno che l'imprenditore possa risolvere i problemi. Diciamo, ci sono anche in questi giorni, non so se andate a vedere quanti decreti legge sono stati approvati dal governo Gentiloni in questo periodo in cui il governo non ha la fiducia e quindi è un governo dimissionario. Vedete quanto produce in termini di attività legislativa un governo. Questo per dire, chiudo soltanto su questo, cioè, per ricollegarmi alla cosa iniziale, c'è una domanda, un'esigenza che dopo la prima guerra mondiale è intervenuta di legislazione, di leggi, di decisioni che hanno a che fare con il diritto, che noi oggi non possiamo eludere. Ma senti, quanto incide in questa domanda proprio di decisioni, di leggi, anche la serie di emergenze, se vuoi, che negli ultimi anni ci siamo trovati ad affrontare? Penso, non lo so, all'immigrazione, al terrorismo, alla crisi economica. Questa precarietà proprio della legislazione non potrebbe anche essere accentuata proprio dall'esigenza di dare una risposta a un problema contingente che necessita di un intervento veloce? Sì, questa è la parola accelerazione per me. Cioè, diciamo, qui l'elemento epistemologico per me è l'età dell'accelerazione, cioè l'idea che noi oggi, a differenza di Marco Polo, che sicuramente era un global in un certo senso, perché però oggi noi possiamo non solo andare in Cina in 7 ore, 8 ore, però noi possiamo comunicare col cinese e una persona può arrivare da noi perché non perché ci arriva abbastanza difficilmente, però ha visto cosa c'è, quindi lui può vedere su un telefonino, neanche in televisione, cosa succede da noi, e quindi farsi un'idea di, ecco, la globalizzazione intesa, scusatemi, diciamo, se uso questo termine, so che non è sempre preciso, però la globalizzazione ha portato un'accelerazione anche sociale, non solo economica, in base alla quale noi oggi ci troviamo sempre di fronte a problemi nuovi e anche problemi dalle caratteristiche, direi così, indefinite. Una tra tutte, secondo me, che sarà il futuro, l'artificial intelligence, l'intelligenza artificiale. Quella, diciamo, lì evidentemente noi dovremmo porci di fronte a questo tema, per esempio, in modo diverso rispetto a come abbiamo fatto prima. Oggi dopodomani entra in vigore il General Data Protection Regulation, cioè il GDPR, il nuovo regolamento europeo, che è stato fatto nel 2016. Oggi quel regolamento per tanti aspetti è sorpassato, proprio sulle intelligenze artificiali, sul machine learning, su tante cose. Non so se avete visto, in questi giorni ci arrivano 1000 mail, rinnova le privacy, abbiamo rinnovato le privacy di sicurezza dei termini legali per i dati. Ecco, dopodomani entrerà in vigore quel regolamento scritto nel 2016, ma è un regolamento vecchio per certi aspetti, perché che è stato fatto sicuramente pensando a cose innovative, che modifica e emenda una direttiva del 95, però è evidente che quello che è stato fatto 2 anni fa già è vecchio, perché ci sono cose nuove.
C'è un passaggio del tuo libro che a me ha inquietato, sono sincera, nel senso che fai un'affermazione che un po' mi spaventa, perché tu giustamente osservi che anche tutto il ritmo molto veloce con il quale assistiamo a innovazioni tecnologiche, eccetera, eccetera, porta a adottare delle leggi inevitabilmente precarie che servono proprio a dare una risposta contingente, ma ad adottarle sono soggetti che tu dici non conoscono la materia sulla quale stanno intervenendo, spesso non hanno una conoscenza così approfondita per intervenire in maniera ponderata. Questo è pericolosissimo, però. Questo è pericoloso, forse lo dicevo in relazione, forse è stata un po' una cosa veloce che ho detto, però in relazione soprattutto questo sul decreto legge soprattutto, perché il decreto legge, anzi vi faccio un esempio giusto per farvi capire, non so quanti di voi sanno che in realtà l'Italia è diventata un sistema monocamerale. Diciamo, questo chi magari insegna diritto costituzionale o anche l'Italia è diventata, se voi andate a controllare le stime della Camera dei Deputati dell'ultimo rapporto sulla legislazione, troverete che l'85% delle leggi passate dal nostro Parlamento è stata discussa e emendata e approvata da solo un ramo, cioè quindi o il Senato o la Camera, l'altro rispettivamente o la Camera e il Senato, soltanto ratificato quello che aveva deciso la Camera precedente. Quindi diciamo è il sistema di 2 letture, quindi non 3 letture, che vorrebbe dire che la seconda modifica quello che modifica col sistema della navetta va dall'altra parte. Ecco, questo che cosa mi fa pensare? Che chi si trova di fronte a quella legge, quel disegno di legge o progetto di legge, che cosa può fare? Nulla. Prende in considerazione una decisione che in pochissimo tempo, soprattutto sui disegni di legge di conversione, i suoi colleghi alla Camera o dall'altra al Senato guardano, si mettono lì, vedono in pochissimi giorni, forse neanche in commissione in modo molto veloce, o addirittura con il passaggio con un maxi emendamento che riscrive tutto quello che loro hanno detto. Magari possono uscire delle cose che nessuno ha mai visto, e in questo senso io dicevo, persone che non solo che non hanno cognizione di quello che approvano, quindi i parlamentari, i deputati o i senatori a volte non hanno cognizione, ma è sotto gli occhi di tutti, quindi non è soltanto lo scadimento. Solo la mancanza di conoscenza, ma tu dici nemmeno la consapevolezza di quello che stai approvando, che è ancora peggio. Sì, a volte questo emerge da qualche diciamo, non è totalmente documentabile questo, però a volte, per esempio dalle riunioni del Comitato per la Legislazione, che è un organo istituito dalla Camera dei Deputati nel 97, bla bla, per fare, diciamo, l'istruttoria legislativa, per verificare se c'era, ecco, da lì, se voi andate a vedere i verbali del Comitato per la Legislazione, capite, diciamo tra le righe, ovviamente non dicono siamo ignoranti, però capite lì tra le righe che quello che esce fuori in realtà a volte non è la volontà dei parlamentari, non è l'idea che loro avevano su quella cosa e che non possono neanche incidere in un certo senso. Però la sensazione che si ha a volte, io lo dico da comune mortale, non da giurista, è che manchi proprio dietro uno studio approfondito. Questo fa sì che se la risposta che viene fornita attraverso la legge non sia, come dire, adeguata alla soluzione che è necessaria, aumenta la distanza, no? Rispetto anche al cittadino che poi ci si deve confrontare con questo provvedimento legislativo. Da qui la mia domanda, l'anticipo anche se era in scaletta forse un po' dopo, è il mio dubbio: questo sistema non può alimentare in qualche modo il successo che stanno riscontrando i movimenti populisti? Adesso mi meni, lo so che mi meni, no, aiuto. Diciamo che il problema secondo me non è tanto se sì o no, ma come. La cosa interessante è come, secondo me, cioè il come succede questo. Come succede è insieme un aspetto, secondo me, che ha a che fare con il mestiere del giurista, cioè quindi con quello che noi facciamo e con chi studia giurisprudenza, perché sicuramente ci vuole una maggiore consapevolezza in relazione al rapporto, e qui metto in scena un altro soggetto, tra non solo il diritto scritto, quindi il diritto legislativo, ma anche il diritto giurisprudenziale, certo. E oggi anche tutto quello che viene prodotto per esempio dalle autorità. Io penso che, ora qui faccio veramente un collegamento spicciolo, però l'idea della legalità
lo spazio a chi non è corrotto, diciamo dell'anticorruzione che ha portato avanti il Movimento 5 Stelle e a un certo punto la modifica delle autorità, per esempio l'istituzione dell'ANAC, io non credo che siano due mondi totalmente separati. Poi qui potremmo discutere che questa connessione è in un certo modo o in un altro modo, però è evidente che noi come giuristi, pensando che tutto si risolve con la legge, che questo è il punto vero secondo me, pensando che tutto si risolve con una legge e con una sentenza, pensando che in realtà la sentenza chiude quello che si può fare e non si può fare, quello che è lecito e quello che è illecito, cioè pensando che il diritto in un certo senso è la misura di tutto, allora poi lasciamo il campo a chi poi dice bene, allora evidentemente il nostro compito è quello di far rispettare la legge, quindi il compito del politico è quello di far rispettare la legge. Ma se è il politico il primo a non rispettarla? Beh, il politico, diciamo... A non conoscerla, perché scusami, ora la franchezza, negli ultimi giorni anche sui giornali abbiamo letto affermazioni che sotto il profilo della conoscenza del diritto non è che siano proprio spettacolari. Allora come fa un politico che non lo conosce il diritto? Millanta. Vabbè, certo. però dico, cioè, un po' di colpa ce l'abbiamo noi. Cioè un po' di colpa nell'idea che tutto quanto inizia e finisce con la legge, tutto quanto inizia e finisce con una sentenza, che, come dire, l'idea della legalità diffusa in un certo senso, che, attenzione, non è che dico che bisogna andare, cioè non voglio il Far West, non voglio fomentare questo, però evidentemente dico che è sicuro che l'aver eticizzato il diritto, diciamola così, ha portato anche a persone che dicono beh, se questo valore dell'etica del diritto è così importante, facciamone un programma politico. Perché non? Grillo in questo senso è stato intelligente. Grillo e Casaleggio sicuramente qui più che Grillo è un urlatore. Casaleggio che ha avuto l'idea che questo poteva diventare un programma politico, perché se tutti quanti non perseguivano questo, scrivono leggi cattive e tutte quante le cose, per avere il consenso che cosa devi dire? Devi dire che quello non funziona, che certi modi di fare non funzionano, che in un certo senso sono reazionari perché bisogna tornare indietro alla purezza, a un certo modo di fare che è rispettoso delle regole, e a quel punto è facile, diciamo, prendere il consenso. Non so se ti torna come lettura. Sì. Sono molto critica però verso questo aspetto, anche perché proprio guardando alla precarizzazione, no, della legge, allora mi pare di aver capito dai discorsi che abbiamo fatto finora che emerge anche un lato che non è del tutto negativo di questa precarizzazione, che, se non ho capito male, risiede nella capacità della legge adottata con una certa velocità anche di dare una risposta a un problema contingente. Allora mi chiedo, c'è un modo, e lo chiedo a te perché a un certo punto poi nel tuo libro tu affronti anche proprio il problema di questo diritto transitorio, di questo diritto abbastanza mutevole che muta velocemente, c'è un modo per conciliare questa mutevolezza del diritto di cui tu bene evidenzi i profili negativi con gli aspetti positivi che abbiamo evidenziato? Si riesce a fare qualcosa di buono pur mantenendo la precarizzazione? Voglio dire, siamo destinati a subirla negativamente, a non uscirne, andare sempre più verso il peggio, oppure c'è un modo per correggere questo meccanismo, magari anche mantenendo una sorta di precarietà? Penso, non so, anche a una distinzione tra principi e regole tecniche, principi che sono destinati ad avere una loro stabilità, tra virgolette, regole tecniche che invece si adattano di volta in volta ai problemi contingenti. Non so se è chiara la domanda. No, è chiarissima la domanda. Posso pensare a qualche piccola ipotesi, questo secondo me è la sfida giuridica della contemporaneità, cioè il problema di risolvere e di dare di contribuire a dare alcune. Ecco, un elemento che io scarterei è proprio quello che ho detto prima, cioè noi dobbiamo innanzitutto partire dall'idea che non è tutto giuridicizzabile. Uso una parola forse non corretta, però non possiamo continuare a pensare che ogni problema sia un problema legale. Questo è un dato secondo me che a un certo punto deve emergere,
perché altrimenti poi ci troviamo con chi, come dicevo prima, dice la legalità è il mio programma politico. La seconda cosa, e qui però cerco di dare una risposta da tecnico, ma su tasselli, su piccole, un po' come se fosse quella parete, io ti coloro un centimetro quadrato. Per me, ad esempio, c'è un aspetto sul quale noi potremmo intervenire, ed è proprio l'aspetto dei procedimenti legislativi e di una certa modifica anche della Costituzione, perché non l'ho detto prima, ma voi dovete pensare che la Costituzione italiana del 1900, scritta tra il 46 e il 47, guardava indietro per questi aspetti. Cioè una Costituzione che è divisa in due parti, più o meno, una Costituzione nella quale la prima parte è la parte veramente innovativa, i diritti, no? Tutte quante le novità che hanno fatto un po' la fortuna della nostra democrazia. E c'è una seconda parte, la parte dei poteri, che va dall'articolo 55 in avanti, che è scritta oggettivamente guardando alla situazione precedente, cioè addirittura non chiaramente al fascismo, ma alla situazione, diciamo, dello Stato liberale, cioè a quell'idea che era stata un po' portata avanti dalla storia e in un certo senso non poteva essere diversamente, perché alla Costituente c'erano persone che avevano anche più di 80 anni e che si ricordavano De Nicola, che si ricordavano, diciamo, situazioni precedenti al fascismo. Quindi hanno guardato indietro. Ecco, la seconda parte della Costituzione, a mio parere, o la riscriviamo oppure, diciamo così, gli eventi ce la riscrivono. L'esempio che facevo prima, il monocameralismo con cui vengono approvate le leggi. Quello non sta scritto da nessuna parte. Gli articoli sul procedimento legislativo parlano del procedimento bicamerale e tutti noi diciamo no, l'Italia ha un bicameralismo perfetto, è paritario. Quello però non funziona più. Non funziona più per esigenze di tempo ed esigenze di tipo politico. Non funzionano più, per esempio, il decreto legge e il decreto legislativo come sono scritti, perché tu dicevi, ecco, il decreto legge dice in casi straordinari di necessità ed urgenza il governo può emanare. Evidentemente in casi straordinari oggi si è catapultata quella parola e diventano ordinari. In casi ordinari di necessità e urgenza, cioè come viene letta quella norma oggi, l'articolo 77, in casi ordinari facciamo sempre i decreti legge, cioè facciamo il decreto legge quando ci conviene, perché è un modo di fare le leggi, diciamo così, ready to go, cioè facile per essere utilizzato, quindi ci vuole qualcosa che sostituisce quel procedimento, così come ci vuole evidentemente che il procedimento legislativo, come oggi è, cioè il procedimento ordinario, viene implementato e viene migliorato soprattutto per quanto riguarda la garanzia dell'esercizio dell'opposizione in Parlamento, che non è soltanto l'opposizione stile Pannella, cioè l'opposizione della presentazione degli emendamenti o dei continui stop sulla discussione. Ecco, su questi aspetti, secondo me, oppure il regionalismo. Ora vorrei essere, diciamo, non vorrei esagerare, però chiaramente, diciamo, alcuni aspetti del regionalismo non si giustificano più. Non dico cosa penso su questo, però evidentemente è meglio di no. Alcuni aspetti del regionalismo che non si giustificano più, ok? Questo è... Scusami, ma quanto incide secondo te l'appartenenza del nostro paese all'ordinamento europeo sulla precarizzazione? E questo è l'altro aspetto. Come incide? Incide, secondo me, quello è un altro elemento proprio che sul tema dell'accelerazione incide tantissimo. Poi qui io, diciamo, parlo da neofita in un certo senso, perché non sono uno studioso di diritto europeo, anche se mi piace, ovviamente poi oggi siamo tutti studiosi di diritto europeo, in un certo senso, diciamo, non è che c'ha troppo senso un settore scientifico. Ora, scusate se qualcuno è di diritto dell'Unione Europea, però in effetti dal penalista allo storico del diritto, diciamo, tutti quanti facciamo un po' anche diritto europeo. E incide tantissimo. Faccio soltanto un esempio di cui mi sono occupato in questi un po' a margine del libro, il tema dell'agenda parlamentare, no? L'agenda parlamentare oggi è sempre più voluta dall'Unione Europea, cioè ora al netto di Salvini e quello che lui pensa, non è che dell'Unione Europea oggi puoi dire andiamo a rinegoziare a Bruxelles il debito e tu ti fermi lì, perché oggi l'attività delle Camere, l'attività del Parlamento, per tante cose importanti, la legge di bilancio,
la legge europea e tutto quello che compone, per tanti settori dell'ordinamento, dall'agricoltura all'ambiente, alcune regole che riguardano il lavoro, i processi civili o tantissimi altri aspetti, quello, diciamo, la grandezza delle zucchine, quelli che fanno sempre esempi in Regno Unito. Su questi aspetti noi andiamo a traino dell'Unione Europea, cioè dove a traino vuol dire che noi contribuiamo a fare la legislazione, a fare le direttive e i regolamenti, e poi queste cose a un certo punto ci arrivano sulla testa. Ora, qual è una caratteristica, presumo che voi l'avete studiato, delle direttive? Non è soltanto che sono rivolte agli Stati, ma sono rivolte agli Stati con un tempo, cioè la direttiva, alla fine la direttiva dice: questa direttiva deve essere attuata, deve essere implementata, deve essere recepita entro questo giorno. Cosa vuol dire nei fatti questo? Nei fatti vuol dire che l'attività di qualcuno, cioè di un legislatore in Italia, in Francia, è costretta in termini temporali rispetto a quello che chiede l'Unione Europea. Certo. Quindi è per questo che, in un certo senso, la legge si è anche precarizzata, perché la cristallizzazione degli interessi, cioè direi quasi il contemperamento, come si dice nel diritto amministrativo, tra gli interessi che fa anche la legislazione, non avviene nel Parlamento, ma avviene a Bruxelles. Però attenzione, a Bruxelles ci sono anche i nostri rappresentanti, cioè certo. Avvertire sempre l'Unione Europea come qualcosa di che ci piomba sulla testa, così che è arrivata, non sì, è sì. proprio, cioè, Però noi abbiamo scelto di entrare a far parte dell'Unione Europea, ci sono i nostri rappresentanti hanno una responsabilità anche nelle decisioni che vengono prese nelle sedi europee. Certo, a volte questo non è, cioè hanno responsabilità, ma diciamo, c'è un grosso deficit, cioè il vero deficit semmai è nella cosiddetta, qualcuno critica la fase ascendente, cioè il problema è quando voliamo a Bruxelles. Chiaramente ce ne accorgiamo quando certo, invece l'aereo da Bruxelles o da Strasburgo arriva a noi. Ecco, il problema però è che comunque vada, tu avendo dato la sovranità, avendo comunque conferito, avendo detto guarda mi va bene che, diciamo, che i parchi si regolino in un certo modo, se abbiamo detto così, quel giorno che la direttiva scade ci deve essere una legge, altrimenti, come sapete, il trattato sul funzionamento dice se no si apre la procedura di infrazione. Quindi quello però ti costringe a tenere conto di interessi, di valori anche, che a volte non sono i tuoi, a volte sono la mediazione tra l'Italia, la Spagna e gli altri 27. E qui mi viene da farti un'altra domanda, allora. Questo fenomeno della precarizzazione della legge è un fenomeno soltanto nostro? Perché non siamo l'unico paese che fa parte dell'Unione Europea. Lo stesso tipo di problemi che tu hai riscontrato nel nostro ordinamento giuridico e che riporti nel tuo libro, ci sono in altri paesi dell'Unione Europea, o negli altri paesi europei le cose funzionano un po' meglio? C'è qualcosa che potremmo imparare, qualcosa che potremmo, acquisire, cercare di portare a casa nostra? Allora lo faccio, ti dico questa cosa perché ci ragionavo l'altro giorno, ora non è che voglio pensare, diciamo, però che cosa, diciamo, sì, c'è anche negli altri paesi, però negli altri paesi questo problema, cioè il problema della modifica delle procedure, per esempio anche la modifica del sistema di governo, cioè della forma di governo, è avvenuta un po' prima. Cioè, almeno io questo ho letto, per esempio, in relazione a quello che è avvenuto ad esempio in Francia, in particolare, in Germania, parzialmente anche in Spagna, dove, anche se gli spagnoli hanno molti problemi simili ai nostri, diciamo molto molto simili, sì, ce li hanno anche questi paesi. Per esempio in Francia si discute tantissimo del disordine legislativo, quindi una materia di discussione anche tra i costituzionalisti, però certamente come sono fatte le procedure parlamentari in Francia consente una maggiore capacità di decisione. Ovviamente qui qualcuno starà pensando sì, però a discapito della rappresentanza, perché l'Assemblea nazionale in Francia diciamo, conta pochissimo, conta molto meno del nostro Parlamento. E qui dico un'ultima cosa che ha a che fare con il rapporto tra Parlamento e Governo, perché poi anche questo è un elemento del gioco. La legge precaria è sicuramente una legge che viene fuori più dall'esecutivo, è più l'esecutivo che tende a precarizzare, perché l'esecutivo è il luogo dove si provvedimentalizza, cioè dove si prendono decisioni
su un certo aspetto, cioè su un elemento, il Parlamento dovrebbe essere il luogo di mediazione e di contemperamento di tanti interessi e fissazione di valori. Ecco, sicuramente un elemento della precarizzazione è quello che è avvenuto in tanti paesi del mondo, che si chiama presidenzializzazione, cioè la presidenzializzazione in termini di verticalizzazione dell'esecutivo, quindi leadership, diversa comunicazione politica che va, diciamo, chiaramente da Maduro fino a Giuseppe Conte, diciamo, questo elemento, diciamo così, è evidente che è una cosa di cui si sente in tutti i paesi del mondo. Senti, ti faccio solo una domanda, ti faccio fare un po' di previsioni per il futuro. Ci dobbiamo rassegnare a questa, visto quello che sta succedendo un po' nel nostro paese, alla precarizzazione della legge, o dobbiamo sperare che qualcosa migliori? Ma allora, su questo io ridico una cosa che ho detto prima. Io vedo delle trasformazioni, cioè ci dobbiamo rassegnare alla precarizzazione? Secondo me sì. Sì, se continuiamo in quest'ottica, cioè sicuramente se qualcosa non si muove dal punto di vista delle riforme, anche se so che oggi è démodé parlare di riforme, se non si fa qualche riforma è evidente che questa situazione continuerà ad andare avanti così. E poi, ripeto, un atto come il decreto legge o anche strumenti come altri strumenti legislativi come il decreto legislativo sono fattibili. Se rimangono queste procedure con queste modalità, gioco forza che qualsiasi governo di destra o di sinistra, populista o europeista, utilizzi questo. Faccio soltanto un esempio: la lettera famosa che qualcuno ricorderà dell'estate del 2011, la lettera di Trichet e di Draghi, diceva al governo Berlusconi: muovetevi a fare le riforme, fatelo anche con un decreto, anzi no, fatelo con un decreto legge. Ok? Ma ce la farà secondo te questo governo? Non so, alle 5:30 non sappiamo se ce l'abbiamo o no governo, perché non l'abbiamo visto in diretta, forse ce l'abbiamo. Secondo te la fa? C'ha gli elementi per farlo? Se non vuoi rispondere puoi avvalerti della facoltà di Allora, io ero dell'idea che doveva farlo Di Maio, il Presidente del Consiglio, perché almeno avrebbe avuto, avremmo avuto un governo di qualcuno che ha fatto le elezioni. Così è troppo semplice. Che però non conosce il diritto. Vabbè, ho capito, però diciamo che qualcuno mi potrà dire sì, non conosce il diritto, però è evidente che questa persona si è presentata davanti agli italiani, è stato votato da quanti? Okay. 13 milioni di persone? Sì, un bel po'. Diciamo che... Ok, vedremo, aspetteremo. Intanto... Per me vale anche l'accountability, cioè comunque se tu ti presenti e dici io rivoluzionerò il mondo, aspettiamo un attimo che voglio vedere come lo rivoluzioni questo mondo e voglio vedere, e poi ti sottoporremo sei fiducioso, sei un ottimista. No, sono ottimista nel fatto che la democrazia continui. Diciamo, quindi la democrazia anche come valore, no? Non solo come metodo, ma come valore, spero che continui, e spero che queste persone, se hanno preso tutti questi voti, a un certo punto diranno ok, noi faremo questo, questo e questo, e ci riusciremo. Poi, come dire, che questo sia fattibile o meno, spero che ci sia il Presidente della Repubblica e rimanga in vita, diciamo, questo Presidente, e li possa limitare, quindi, perché il Presidente mantiene un potere di veto nei confronti del Parlamento e di non firma nei confronti del governo, dei decreti che il governo approva. Poi il Presidente, articolo 87, comunque li deve sottoscrivere anche lui, c'è la controfirma, quindi quello rimane. Io spero che il Presidente controlli, che la Corte Costituzionale controlli, che anche le istituzioni europee in un certo senso controllino, e quindi che non li facciano sforare troppo. Però è evidente che se queste persone sono state votate, cioè, come dire, se no è troppo semplice, cioè questi avranno sempre l'alibi. Certo, sono d'accordo con te. Allora, io ho finito le mie domande, le mie curiosità, sentiamo quelle dei ragazzi. Iniziamo con l'azio interrogatoria. Farei venire subito Dario Dall'Ava, così sentiamo un po' le domande. Grazie Dario. Buonasera professore, in molti suoi lavori ha trattato dei diritti fondamentali. La precarizzazione della legge come si rapporta con questi diritti? È nemica o amica di questi diritti fondamentali? Grazie Dario. Rispondo subito? Sì. Perfetto. Allora, grazie. Qui mi consente di fare una precisazione su quello che ho detto prima. Cioè, quando tu mi dicevi quando è che una legge è incostituzionale,
sempre di più le leggi sono incostituzionali se violano i diritti. Cioè l'elemento, per esempio, la Corte Costituzionale non ha dichiarato l'incostituzionalità delle leggi scritte male, quasi mai, però ha detto che le leggi scritte male, che in forza di questo limitano le libertà, sono incostituzionali, e questo secondo me è un ulteriore elemento di garanzia democratica, per cui un limite alla legge precaria sono i diritti, meno male, ed è per questo che, come dire, che abbiamo anche soggetti come la Corte Costituzionale o anche la magistratura che limita. Giulia Bravinna. Grazie. Buonasera. Buonasera. Tra le sue pubblicazioni salta subito all'occhio il riferimento alla riforma sanitaria di Obama, l'Obamacare. Innanzitutto vorrei chiederle se può elencarci quali sono i punti salienti dell'Obamacare e se eventualmente questa può essere presa come spunto per il sistema sanitario italiano, fatta ovviamente eccezione per le differenze inconciliabili. Grazie. Grazie Giulia. 2 o 3 settimane fa c'era la copertina dell'Economist, la faccio, diciamo, sparo la copertina dell'Economist. La copertina dell'Economist parlava proprio del cosiddetto universal care, cioè della copertura sanitaria per tutti, e faceva proprio l'esempio dicendo: guardate com'è in America, perché non so se sai, Trump una delle prime cose che ha fatto è distruggere l'Obamacare, quindi se l'America doveva ritornare anche dopo Trump a un sistema universale, secondo me noi non dobbiamo guardare al sistema americano. Io penso che ci dobbiamo tenere molto stretto il nostro sistema sanitario, che quest'anno, diciamo, fa i suoi 40 anni, festeggia i suoi 40 anni. Secondo me è uno dei sistemi sanitari migliori che ci sono nell'Occidente. Quello di Obama era un tentativo di rendere un po' più europeo, questa secondo me è la lettura, il sistema sanitario americano, che come voi sapete funziona attraverso un'assicurazione. Non so quanti di voi sono andati magari qualche volta in America, il primo terrore che tu hai è l'assicurazione sanitaria, e poi io sono stato a un medico, comunque ti chiedono i soldi, perché in ogni caso la franchigia è così bassa, perché dovresti pagare tipo $20.000 per avere un problema di denti, ecco, quindi non lo auguro a nessuno. Quindi Obama aveva trovato un modo per rendere più europeo, cioè per rendere più sostanzialmente uguale il sistema sanitario, però per certi versi l'aveva fatto male, la Corte Suprema gli aveva dato torto su alcuni aspetti, su altri no, soprattutto in relazione agli stati, e poi ora Trump l'ha smantellata. Questo è un po' anche il limite degli Stati Uniti, cioè laddove chi va su può get rid of everything, no? Cioè può distruggere praticamente tutto quello che è stato fatto in precedenza. E Deborah Cavaliere? Buonasera, volevo sapere come mai tra tutte le possibili mete per il compimento dei suoi studi e di ricerca ha scelto proprio gli Stati Uniti. Grazie. Grazie a lei. Posso essere prosaico? Sì. Perché ho avuto una borsa di studi. Ok, ottimo. Questo però però dico, io ho avuto, diciamo, 2 borse di studi e chiaramente volevo imparare l'inglese, perché faccio questa breve parentesi, io fino al 2012, cioè fino a quando sono stato negli Stati Uniti, non parlavo una parola di inglese, cioè avevo studiato francese a scuola, perché avevo purtroppo studiato francese alle scuole medie, al liceo classico non potevi cambiare, quindi diciamo bloccato su quelle leggi italiane che tu, se hai fatto francese alle scuole medie, poi devi fare francese anche alle scuole superiori. Non so perché, magari si applicava solo da me, e quindi non sapevo l'inglese. Allora mi sentivo un po' di meno perché non sapevo l'inglese, e allora ho applicato, come si dice, per una borsa. Ho vinto, diciamo, 2 borse, perché poi ci volevano parecchi soldi per mantenersi negli Stati Uniti, e sono andato lì. E lì ho studiato un tema che in quel momento pre-Trump andava tantissimo, che è il tema dell'immigrazione. Perché gli Stati Uniti, non lo sapevo, poi sono stato anche a vederlo, a toccarlo con mano, hanno una delle più grosse popolazioni al mondo di irregolari. Ora loro li chiamano undocumented, cioè quindi persone che non hanno, e lì ho iniziato a studiare, per esempio, un tema che mi piaceva,
un po' anche grazie a questa borsa di studio. Io consiglio sinceramente, non l'ho fatto quando facevo l'università, Erasmus, tesi all'estero, periodi in qualsiasi modo, secondo me è un modo anche per capire l'ordinamento italiano, perché non è che dico uno deve essere sterofilo, ma uno studente oggi, se non solo non sa l'inglese, ma se non sa qualcosa di un altro ordinamento, è un po' come se diciamo così, com'è la frase quella, se tu conosci una lingua c'hai una strada, se conosci 2 lingue praticamente c'hai infinite strade. Ecco, io farei così, se tornassi indietro. Ok. Mattia Mirolo. Buonasera. Parlo un po' per i giovani che hanno una carriera davanti. E questa quasi antitesi della precarizzazione della legge può danneggiarli o magari al contrario favorirli? Grazie Mattia. Bella domanda. Molto bella. Diciamo è un po' difficile rispondere, soprattutto essere onesti con questa domanda. Diciamo. Forse c'è dentro anche un po' il tema direi così, di quello che uno si immagina del futuro. Secondo me io la prima cosa che direi a una persona giovane, senza patronizing, cioè senza di paternalismo, è sogna. Secondo me uno deve sognare. Poi, come dire, quali sono le condizioni? L'uomo di Neanderthal aveva delle condizioni, lo schiavo romano aveva certe condizioni, nel Medioevo certe altre, i nostri nonni, tu c'hai le tue condizioni e tu, come dire, c'hai le tue gambe e devi andare con quello che c'hai. Secondo me uno... Senza preoccuparsi troppo delle condizioni nelle quali siamo. E a volte anche whatever it takes, cioè comunque qualsiasi situazione uno si trovi. Cristina Cecconi. Buonasera. Lei nel 2008 ha vinto il premio come miglior giovane giurista costituzionalista. La mia curiosità è se esercita la professione di avvocato e, alla luce anche di un'inchiesta recente sul doppio lavoro dei docenti universitari che esercitano la professione privata di avvocato, cosa ne pensa a riguardo, nel senso se è corretto che un docente universitario eserciti la professione ed eventualmente dal punto di vista tributario come ovviare a questa problematica. Grazie. Io cerco di fare uno slalom nella domanda. Allora, ti dico solo questo: io ho fatto solo un anno di pratica legale e poi non sono più andato avanti, non ho fatto la professione, un po' anche perché per certi versi sono pigro e quindi fare troppe cose non mi andava. Mi sono concentrato sulla carriera accademica, scrivere, studiare, andare all'estero. Allora, però ti dico questa cosa: ho fatto nei limiti della legge, la legge 240 del 2010, quindi secondo gli obblighi di comunicazione della legge 240, qualche volta ho fatto qualche consulenza o anche ho scritto qualche parere. Ti devo dire che è stato veramente gustoso, anche non facendo l'avvocato, ma studiare e soprattutto, per esempio, applicare, vedere alcuni aspetti mi è capitata una sorta di causa su un tema che ritornava sulla precarizzazione delle leggi. È una causa bellissima, proprio dove c'era una legge precostituzionale che era stata modificata nel 2012 dal governo Letta, dal governo Monti, poi modificata dal governo Renzi, tutto un problema proprio di precarizzazione legislativa. E lì proprio, come si dice, mi sono impapocchiato su quella cosa, mi è piaciuto tantissimo, quindi io lo farei. Ecco, se qualcuno, non posso difendere nessuno, però mi piacerebbe. Ilenia Baccega. Grazie Ilenia. Buonasera, io volevo chiederle quali sono le conseguenze della precarietà legislativa soprattutto per i cittadini. Grazie Ilenia. Concretezza, cosa cambia per il cittadino e che guai ci comporta? Allora, purtroppo questa cosa sta nel contratto di governo, nel famoso contratto di governo, che poi non è un contratto ma un proclama, perché giustamente i privatisti mi potrebbero dire chi sono le parti contrattuali in quella cosa, perché il problema è quello dei costi della burocrazia di solito. Qui un tema di cui poi un po' di anni fa mi ero occupato. Chi è che
su chi pesa la burocrazia? Pesa su di noi, che magari dobbiamo riempire tanti moduli, sulle imprese che devono mettere delle persone a lavorare solo su questi aspetti, così. Quindi c'è un grosso peso. Io penso che in futuro, tra qui a 20 anni, tutto questo verrà meno, perché quando sarà tutto informatizzato con i big data, tutte queste cose non ci saranno più. Però questo, diciamo, Questa è una cosa, sì, una visione. È una visione. Ok, senti, velocemente adesso facciamo il nostro gioco finale. Sai che c'è un gioco finale di cui non conosci le domande, cerchiamo di conoscerti un po' meglio come persona, botta e risposta, anche perché avranno sete, poveri, quindi poi interrompiamo e facciamo l'aperitivo, poi ovviamente vediamo se c'è qualche domanda anche da parte del pubblico. Tratto principale del tuo carattere? Sono petulante. No, davvero? Sì, sono petulante. Da bambino fin da bambino ero molto petulante. Ok. Qual è la qualità si vede anche da come parlo. Qual è la qualità che apprezzi di più in un uomo? Essere di sesso maschile. Di un uomo? Sì. La simpatia. E quella che apprezzi di più in una donna? L'intelligenza. Cosa apprezzi di più dei tuoi amici? Che non mi hanno mai giudicato. Il tuo peggiore difetto? Il mio peggiore difetto? Ce l'avrai un difetto peggiore di tutti, no? Peggiore difetto che a volte mi piango addosso. Il tipico dei professori universitari. È vero. Il tuo passatempo preferito? Il mio passatempo preferito? Ammesso che tu abbia un passatempo, visto che con la produzione scientifica che hai non si direbbe. Diciamo leggere. Che cosa leggi? Ma tante cose. Ora tanto tanto diciamo sulle nuove tecnologie. Mi piace tanto la fantascienza in generale. Il tuo scrittore preferito? Asimov. Ok. Sì, è perfetto. Sì, no, la fantascienza è proprio la cosa che più mi... Ok. Cosa sogni per la tua felicità? una casa in campagna. Ok. Quale sarebbe per te la più grande disgrazia? La più grande disgrazia? Non lo so. Disgrazia, forse bucare una ruota in autostrada. Perché non la sai cambiare? No, la so cambiare. La sai cambiare, ok. In che paese vorresti vivere se non vivessi in Italia? In Spagna. Il tuo musicista preferito? Ascolti musica? Sì. Sufjan Stevens. Chi? È un cantautore americano che ho scoperto lì, sono andato anche a vedere un concerto. Qual è la cosa che più ti fa adirare? Una cosa che ti manda in bestia? Mi manda in bestia la falsità. Un dono che non hai e che vorresti avere? Un dono che non ho e che vorrei avere è saper scrivere. Questo è un po' da tirarsi il complimento. No, ma lo dico sul serio perché uno, diciamo, ci sono tante persone che sanno scrivere. Io non, almeno per quanto io lo faccio perché non scrivo, vorrei saper scrivere tipo lo scrittore, okay. non chiaramente, queste sono cose funzionali, questa è una scrittura funzionale, okay. Infatti è piena di ripetizioni, diciamo, di cose, vorrei essere quello che si mette lì davanti alla macchina da scrivere. Non so se ora con gli iPad e queste cose ti arrivano tutti quanti questi programmi di scrittura come dire, dove c'è soltanto il foglio e sembra la macchina da scrivere, poi costa 25 euro, non so che cosa ci sarà in questa applicazione, però vorrei essere quelli, tipo, come dire, quando vedete nei film, no, che c'è lo scrittore, i film di Woody Allen, per esempio, lo scrittore col foglio, la macchina da scrivere, e lui che scrive, e lì c'ha l'idea, non so. Okay. Quali sono le colpe che ti rendono più, nei confronti delle quali sei più indulgente? Perdonami, comincio a sentire. Allora, le colpe verso altre persone, ovviamente. No, se vuoi dirci anche le tue, hai tante colpe. No, verso le altre persone, diciamo l'avidità, per esempio. Quando uno è avido, a volte giustifico queste cose, questi atteggiamenti. Perché? Beh, perché secondo me a volte uno è avido per un istinto di conservazione. Che rapporto hai con i social? Allora, io ho un rapporto così, che in pratica per me, tipo Facebook è una sorta, o anche Instagram, è una sorta di cartellone. Lo vedo come una sorta di cartellone, allora è un po' come una bacheca.
E io praticamente mi metto lì 2 volte a settimana e mi leggo tutte le, anche stamattina proprio l'ho fatta perché non riuscivo a dormire, e mi vedo in pratica la cronistoria di quelli che seguo su Facebook oppure su Instagram. Ok. Perché vorresti fare il fotografo? Vorrei fare il fotografo perché mi ricordo che erano delle cose che aveva fatto mio padre quando era ragazzo, per, come un hobby, ed è secondo me uno dei migliori hobby che ci sono, perché a volte stai all'aria aperta, poi immagino, e poi per un'altra ragione, perché chi fa il fotografo in un certo senso è dentro la scena ma fuori dalla scena. Cioè, questo, io un po' sono timido, ho una timidezza che un po' l'ho persa parecchi anni fa, ovviamente per ragioni di lavoro più che altro, e allora il mestiere del fotografo quando ero bambino mi sembrava sempre quello. Io, siccome avevo molta inibizione anche a stare o in pubblico, oppure il fotografo per me è quello che può stare in un luogo, può essere timido, ma allo stesso tempo lui c'è e nessuno lo vede, certo, ma lui vede gli altri. Però sì. Un po' come l'idea se fossi una mosca e potessi andare a vedere. Ecco, per me il fotografo è quello che può stare in un ambiente. Guarda che c'è Stefano che fa di sì con la testa. E questa è la cosa che invidio al fotografo. Senti, ce l'hai un motto di vita? Una cosa che ti ripeti per... No. Ok. L'ultima domanda, poi vediamo se c'è qualcuno che vuole chiederti qualcos'altro. Stavo dicendo a Naval Cruiser Union. Wow. Se te l'avessero chiesto, avresti fatto il Presidente del Consiglio? Questa è una bellissima domanda. Non penso che l'avrei fatto. Allora, sentiamo se c'è qualche domanda dal pubblico, se no ci accomodiamo fuori per l'aperitivo. Sì, Erion, venga pure. Erion, giusto? Ho detto bene il nome? Ok. Buonasera. In una società di globalizzazione in cui si sta mettendo in atto una tendenza tale da porre la scienza, di sovrapporre la scienza alla società, in un scenario tale in cui la norma tecnica viene recepita da parte del legislatore, pone il problema delle garanzie della norma tecnica che offre invece la norma giuridica. Non so, mi viene in mente la precisione, la determinatezza, queste cose qua. In uno scenario tale, non so che pericolo o come si deve essere affrontato questo problema. E in secondo luogo, che pericoli lei vede da parte della scienza nei confronti del diritto? Grazie. Grazie, Erion. Qui apriremmo effettivamente una... Allora, sicuramente c'è stata c'è un libro di un mio collega, questo magari un mio collega che ha scritto un libro proprio sul rapporto con le norme tecniche, che l'ha intitolato Il diritto capovolto. Cioè, l'idea praticamente che le norme tecniche oramai sono l'aspetto, le nuove tipologie di normazione. Secondo me sempre più questo sarà così su tanti settori. Io penso ai temi legati alla bioetica, o anche ai temi legati per esempio tutto quello che ha a che fare con l'alimentazione o con l'agricoltura. Per esempio, su questi aspetti io credo che sempre più noi andiamo verso una produzione normativa che è fatta da soggetti tecnici e che risponde a esigenze. Però c'è, attenzione, l'esempio per esempio quello dell'Unione Europea attualmente i pesticidi, esempio dei pesticidi, di questi aspetti, secondo me fa vedere come la scienza ha sempre bisogno di una decisione umana, e questo è, credo, l'argine, il vero argine, secondo me. Ora non so, sicuramente la domanda apriva uno scenario amplissimo, però anche qui io credo che noi giuristi non dobbiamo risolvere questo problema, lo devono risolvere secondo me gli scienziati, cioè devono essere loro che ci dicono quello. Per esempio, faccio un esempio
di una cosa di cui mi sto occupando, è il tema dell'intelligenza artificiale. Per esempio, io ho sentito un grande ingegnere che costruisce, che scrive gli algoritmi. Lui mi ha detto: guardate che per esempio ci vorrebbe su questi aspetti lo diceva slow pace, cioè un passo più lento, perché noi pensiamo che tutto quello che possiamo scrivere per esempio in un algoritmo sull'intelligenza artificiale, che è fattibile, si può fare. In altre scienze c'è per esempio il principio di precauzione. Su questi aspetti, ora al netto del GDPR, non c'è un principio come quello di precauzione. Sicuramente però un utensile, un tool per risolvere questo problema ci vorrebbe. Sì, alla base forse resta sempre un po' in ombra un problema enorme, se vuoi, che c'è soprattutto nel nostro paese, almeno secondo me, che è l'emergenza educativa, culturale in atto. Se non partiamo da lì, se non sistemiamo quella, io ho l'impressione che possiamo discutere di scienza e diritto, ma non ne usciamo. Infatti perciò è prima della legge il problema. Altre domande? No, allora io adesso, prima di salutarvi, vi ringrazio ovviamente di essere rimasti qui con noi. Vi ricordo 2 appuntamenti: il prossimo TAIUS il 20 giugno, la Loggia del Lionello è stato inserito nella programmazione di Udine Estate, quindi in questa rassegna di eventi, e siamo molto contenti di questo. E prima ancora però del prossimo TAIUS vi ricordo il Festival della Costituzione 2018, che si tiene proprio a San Daniele del Friuli. La Repubblica tutela il paesaggio è il tema di questa edizione, nei giorni 25, 26 e 27 maggio. Avete di tutto in questi giorni, quindi potete sbizzarrirvi. Ora ci accomodiamo fuori per l'aperitivo. Ringraziamo ovviamente il professor Longa, avete la possibilità di dialogare con lui anche fuori, perché resta qua con noi, per cui se volete avvicinarlo ovviamente è qua. Grazie mille Eric. Grazie.